La terza corsa è il premio Rayton CAF, una prova per cavalli di 2 anni, ancora di scena i puledri che non abbiano vinto 1.500 euro nella carriera. Sono in 9 dietro le ali della macchina per i 2 giri di pista e i 1.660 metri da percorrere. Non corre con il numero 10 Iron Horse BFC e la favorita è Intuition Dark, la figlia di Maraja e Griff du Chef, che debutta, buona qualifica, favorita. Macchina in movimento con il numero 1 Isa dei Daltri, 2 Iovino Jet, 3 Intuition Dark, 4 Iole VL, 5 E-Shark R, 6 India Lux, 7 Ira Funesta Spritz, 8 Inadipa, 9 Isidoro Ferma. Autostart che inizia ad accelerare, si ritrae dal 6 India Lux, macchina che prende velocità. Partiti. Va subito al comando proprio Intuition Dark con al suo esterno Iole VL, poi in corda Isa dei Daltri, all'esterno E-Shark R. E-Shark R che punta in avanti, va all'attacco di Intuition Dark e passa a condurre dopo 200 metri di corsa, un po' ardente E-Shark R che sfonda nei confronti di Intuition Dark. Enrico Bellei lascia fare il rivale, poi Iole VL in terza posizione, all'esterno c'è Iovino Jet in corda Isa dei Daltri. Ne vengono fuori 400 metri iniziali in 38 per il battistrada E-Shark R, un figlio di Ringo Starr Treb che ha preso margine nei confronti dei rivali. Intuition Dark rimane seconda, lascia fare il leader un po' scatenato in avanti, 47,1 i primi 600 di corsa. E-Shark R in vantaggio, Intuition Dark sempre in seconda posizione, poi Iovino Jet all'esterno, in corda Iole VL, e se ne vanno i primi 800 metri in 1, 2 e 6. Con E-Shark R al comando, Intuition Dark sempre in seconda posizione avanti a Iole VL, di fuori Iovino Jet che si trascina Isidoro Ferm. Poi Isa dei Daltri, Ira Funesta Spritz, India Lux alla retroguardia Inadipa. 1,18,5 il primo chilometro da parte di E-Shark R. A 500 dal palo c'è la mossa esterna da parte di Intuition Dark che prova ad andare all'attacco del rivale. A 400 dal palo allunga con decisione ora E-Shark R, mentre viene via dal fondo con bello speed Ira Funesta Spritz che si propone vicino ai primi. E-Shark R in vantaggio, prova a spostare al suo esterno Intuition Dark, poi Ira Funesta Spritz, queste tre abbastanza avanti agli altri con E-Shark R in vantaggio. Intuition Dark che prova a sferrare l'attacco, si difende E-Shark R, insiste Intuition, E-Shark R fino in fondo, si difende da Intuition Dark. Al terzo Ira Funesta Spritz, 1,17,8 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di E-Shark R. Giuseppe De Filippis in salchi e al raddoppio in giornata. Entrambe le prove dei puledri sono state vinte da Giuseppe De Filippis per il training questa volta di Gennaro Pacileo e la scuderia dei fratelli Meglio. La vittoria per E-Shark R al quarto tentativo in carriera, vince nei confronti di Intuition Dark e al terzo Ira Funesta Spritz.